Buon campionato. Buon Napoli. E... Buona Champions. Buona 7 Gold a tutti. Buongiorno, benvenuti e buon Natale. Ci siamo anche questa mattina e vogliamo però affrontare tematiche leggere. Un giorno di festa lo impone. Iniziamo subito con il primo ospite. Parliamo infatti di fumetti. Il nostro primo ospite è Diego Di Mattia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E buon Natale anche a lei. Buon Natale. Parliamo di un regista perché si è messo in testa un'idea meravigliosa, quella di realizzare un docufilm e dedicarlo a Giorgio Cavazzano, fumettista italiano famosissimo, veneziano, autore di molti personaggi della Disney, che ha detto sì, mi faccio raccontare da Diego Di Mattia. È partita questa esperienza, Giorgio Cavazzano, La memoria nei segni. Un prodotto indipendente. E quando si parla di cinematografia a tutti i livelli indipendente c'è un problema, il problema dei fondi. Infatti non ci nascondiamo dietro un dito, oggi è Natale, quindi vogliamo anche invocare la vostra generosità, perché avete attivato un crowdfunding che è una raccolta fondi in rete proprio per dare una mano alla realizzazione di questo docufilm dedicato appunto a Giorgio Cavazzano. Speriamo che Babbo Natale entro sera porti qualcosa, anche se dovrebbe essere già passato. Niente sotto l'albero? Non lo so, adesso ho visto qualcosa, però preferisco aspettare che finisca proprio il giorno di Natale, così vado a vedere alla fine, non si sa mai, magari all'ultimo momento. Giorgio Cavazzano chi è innanzitutto, per chi non lo conoscesse? Allora, Giorgio Cavazzano è un disegnatore principalmente della Walt Disney, ma non solo, perché comunque ricordiamo che lui ha disegnato altri personaggi, tra cui i più famosi, ricordo Altair Johnson, Capitan Roger, e poi ce ne sono tanti altri, Underville e via ancora, ce ne sono tantissimi. Ecco, stiamo vedendo Giorgio Cavazzano, doveva essere anche lui ospite di questa trasmissione, perché l'8 dicembre proprio c'è stata una conferenza stampa a Padova in cui si è parlato di questo progetto, ma anche, ecco qui, poi i protagonisti di questa impresa, sì, iniziativa appunto che racconta anche un po' la storia del fumetto italiano, no? Certo, perché non dimentichiamo che Disney ha disegnatori in tutto il mondo, però in Italia parebbe che c'è una produzione, diciamo, molto qualitativa, perché grandi maestri sono stati anche Romano Scarpa, parliamo anche di Ugo Pratt con Tomatese, sì, però parlavo diciamo, di Disney. Ci sono stati diversi disegnatori di Disney in Italia che hanno prodotto eccellenze nella storia del fumetto. E questo si sa poco, come mai? Questo si sa poco. E Giorgio, ad esempio, è un disegnatore Disney che viene pubblicato in 24 paesi. E quindi, diciamo, Disney America ha un occhio di riguardo per il lavoro di Giorgio, perché alla fine sono delle storie che piacciono un po' al pubblico di tutto il mondo. Giorgio Cavazzano ha disegnato Paperino, Paperone, Paperoga. Infatti quando lei ha proposto questo docufilm, adesso non so bene come sia nata l'idea, lui mi pare abbia dichiarato io sono Paperoga e Diego è Paperino. Sì, quello era quando abbiamo pensato il titolo, perché ci siamo... Intanto c'è da una cosa anche, appunto, questo documentario nasce da una mia ricerca di artisti in genere, inizialmente sul territorio, ma poi mi è successo anche di intervistare Alvaro Siza. Chi è? Alvaro Siza è uno dei 30 premi Pritzker, che è il premio più ambito per gli architetti, cioè il premio più ambito al mondo, insomma, per gli architetti.
Non lo sapevo. No, è che no, ho detto così perché non mi veniva la frase. E praticamente ho avuto la fortuna di conoscerlo e di fare un primo lavoro e adesso spererei col 2015 di partire anche con questo progetto, non lo so, sempre anche con Film Art Studio. Bene, io gli feci vedere anche questo mio primo teaser su Alvaro Sirisa e lui rimase fortemente impressionato, però io conobbi professionalmente parlando Giorgio nel primo documentario, che era un documentario di un'altra regista, che però non piacque questo documentario, però io feci le colonne sonore. E le colonne sonore gli piacquero molto. Non piacque a Giorgio, non piacque al pubblico, non piacque... Ma io non ero... Quindi non è stato edito questo prodotto? No, non è stato, è stato mostrato al Tiferno Comics, praticamente alla monografica di Giorgio. C'era un palazzo adibito solo per Giorgio, per una sua mostra personale. E io sto trovando in rete qualche suo disegno, qualche suo fumetto, magari se la regia mi aiuta così lei prosegua pure nel raccontare. Bene, a quel punto io le colonne sonore le avevo fatte, parebbe che siano piaciute perché insomma... Quindi lei non è solo regista, è anche musicista? Io nasco come musicista, poi dopo un po' perché non riuscivo a trovare spazio, avevo pensato che anche fare audiovisivi poteva essere uno spazio da dare alle mie colonne sonore. Io continuo a fare colonne sonore, però lo tengo più come un lavoro che lo faccio, diciamo, più per piacere che per dovere. E di questo docufilm ha intenzione anche di fare le colonne sonore? In buona parte sì, in buona parte sì, e in buona parte sono anche state fatte. Perché poi, il lavoro è a metà dell'opera, se non sbaglio. Sì. C'è un lavoro di preparazione, poi dopo c'è un lavoro... Avete iniziato sto portando avanti adesso degli altri documentari, non c'entro niente, e ci hanno imposto di portare il 70% di questi documentari. Io ho detto... Con chi vi ha imposto? Con Ca' Foscari. Io ho detto, ma 70% cosa vuol dire? Perché può essere che io magari abbia montato 3 minuti dei 20, e però è già il 70%, perché magari io dopo fare i restanti 17 mi serve 2 giornate per dire, per capire, perché il problema non è necessariamente... Ma stiamo parlando del docufilm di Cavazzano? Adesso, e quindi, tornando anche al docufilm di Cavazzano, noi siamo alla metà, ma non abbiamo ancora cominciato a girare abbiamo girato qualcosa del documentario. Sì, certo, poi è difficile quando si fa un prodotto video dire a che punto sono, perché giustamente le dice posso aver fatto tutte le riprese, posso avere la sceneggiatura in testa, il montaggio posso farlo in 2 giornate, oppure per montare 10 secondi ci vuole una settimana, questo è ovvio, ma questo forse lo si capisce tra addetti ai lavori, no? Che non è una procedura di catena di montaggio, le immagini dipendono, è un po' come si dipingere, no? Uno non sa, dà la pennellata giusta in un disegno e poi magari ci mette altri 15 giorni o un mese, un anno per riuscire a trovare il colore giusto per finire la tela. Questo è d'accordo? Perché a volte non c'è una regola. No. E allora nell'arte non c'è mai una regola. Cioè, fortunatamente il cinema è un'arte che sta a metà tra l'arte e l'artigianato, no? Monicelli diceva io sono un bravo artigiano. Le arti devono partire da una bravura artigianale, secondo me. Per anche fare televisione bisogna essere dei bravi artigiani dell'immagine, del montaggio, dei bravi artigiani dei testi, dell'editing. Poi il bravo artigiano può avere quel quid e avere il colpo d'arte, però se non sei un bravo artigiano non puoi assurgere all'arte, credo. E quindi voglio dire, seppure ci sono molte procedure, diciamo, codificate, poi capita che a volte ci sono delle decisioni veramente dove non c'è una linea di massima che prevale di più sull'altra. La sceneggiatura di chi è? Sua? La sceneggiatura è mia e di Francesco Verni. E adesso, l'ho sentito ieri tra l'altro, ci stiamo proprio addentrando, ci stiamo cominciando a fare questo viaggio mentale per il momento, che poi diventerà filmico, perché
Poi che cos'è che fa il regista? Il regista Infatti, immagina il film, ecco, la lo storia, vede prima. La storia che in un docufilm, la storia non è una storia romanzata, ma è una storia reale, no? Però lei prima parlava di teaser è praticamente un film, una sintesi, sintesi finita di quello che sarà il film. Che cosa vedremo in questo docufilm? Cavazzano che disegna, i suoi fumetti, che cosa avete pensato? Se si può svelare qualcosa. Io posso dire, ormai, sono abituato a dire e non dire ormai da un bel po'. Si ricordi che siamo qui anche per raccogliere fondi, perché mancano alla realizzazione 20.000 euro e quindi noi invochiamo anche la benevolenza del pubblico. Non sono tanti 20.000 euro, ma è un prodotto che poi insomma racconta anche un personaggio, un fumettista italiano, veneto, se vogliamo mettere anche questa nota campanilistica, veneziano, per addentrare ancora di più nell'elemento caratterizzante. E però servono questi 20.000 euro. Il crowdfunding è una raccolta fondi in rete, però per accedervi, per chi non lo sapesse, vogliamo dare qualche indicazione? Ma è molto semplice, basta andare su Google, digitare Indiegogo Cavazzano e il primo link è il link della pagina del crowdfunding relativo a questo progetto. Ecco, chiusa la fase dell'appello, vediamo raccolta fondi per un progetto, un prodotto artistico di cui insomma si può svelarci qualcosa. Sì, prima di addentrarmi nel discorso registico, visto che eravamo sul crowdfunding, volevo dire che il crowdfunding che noi abbiamo ideato non è semplicemente una richiesta di partecipazione così, nel senso aiutateci, no. Noi stiamo comunque procedendo per i canali classici, certo, della produzione, creando quelle che normalmente vengono chiamate le cordate, per creare un pool di sponsor e insomma di attori economici che vanno dopo a finanziare il progetto, tra cui anche il crowdfunding. L'azionariato popolare serve anche a sostegno dell'arte, dell'artigianato, della genialità, di quello che è il prodotto culturale che, viva Dio... Ma noi abbiamo voluto coinvolgere il pubblico, appunto, perché cioè, Disney ha fatto Disneyland per coinvolgere il pubblico, noi invece facciamo il crowdfunding, nel senso noi chiediamo al pubblico di voler partecipare a questa raccolta fondi, ma anche dando in cambio delle cose. Sono delle cose simboliche come richiede il crowdfunding, perché non è uno scambio merce, ecco. Vabbè, diciamo. Però è una partecipazione comunque forse anche emotiva a questo progetto, visto che, ripetiamo, Cavazzano è l'anima della Disney e quindi è un italiano, e quindi in qualche modo anche noi potremmo sentirci un po' anima di questo colosso, cioè, soprattutto americano. Per i più appassionati è sicuramente un'esperienza interessante quella di far parte ad esempio di un pomeriggio con l'autore, o di avere la docu-intervista che è già stata realizzata, o di avere una dedicas, che sarebbe praticamente un disegno con dedica. Infatti, se non sbaglio, anche può essere, no, tra le idee di questo Natale avere un personaggio, appunto una stampa di un disegno, di un fumetto di Cavazzano. Che sono limitati, perché sennò non possiamo costringere Giorgio a disegnare fino al 2020. Io però vorrei tornare al suo documentario. Certo. Che cosa vedremo? Allora, che cosa vedremo? Il documentario si articola su due, diciamo, su due poli. Uno è Giorgio, l'altro sono gli amici di Giorgio. Gli amici, diciamo, addetti ai lavori, anche persone care, vicine. Questi due fuochi, diciamo, servono a contrapporre i punti di vista e a rendere un punto di vista più corale, più variegato e non autoreferenziale, perché non dimentichiamoci che comunque è un documentario e se qualcuno ha fatto qualche tesina a scuola o tesi di laurea sa che uno non può scrivere le cose di suo pugno e basta, deve comunque portare un sostegno di altri... di biografia, no? Sì. La parte più noiosa. Appunto. Perché se no dice, vabbè, ve la racconto io come voglio io e è finita là. Invece quindi no. Ci sono tante voci, tante testimonianze che raccontano Cavazzano. Però questo ci farà entrare anche a contatto con quello che è il mondo della produzione
Disney, della produzione del fumetto e di quella cultura che a me piace chiamare cultura sottile, perché ho fatto un esame su questa cosa all'università, che poi dopo è la cultura che comunque nasce come cultura popolare, ma poi spesso emerge e resta, come posso dire, come un caposaldo nella storia, poi con la S maiuscola. Tra queste voci che raccontano Cavazzano, ci sono solo voci italiane o necessariamente quindi anche voci che arrivano direttamente dalla Disney? Abbiamo una reliquia in questo documentario e che è una voce che arriva dall'America ed sono delle immagini adesso mi pare del 94, non vorrei sbagliarmi, di Karl Barks a Rapallo, a Genova, con Giorgio, con Carlo Kendi, Bottaro e chi più ne ha più ne metta, ed erano tutti a Rapallo per celebrare questo viaggio di Karl Barks. E per chi non sapesse chi è Karl Barks, diciamo che dopo Walt Disney è quello più importante, il cosiddetto uomo dei paperi. Disegnatore. Sì, l'uomo che disegnava i paperi, scusatemi, che poi dopo è il libro che avevano realizzato Giorgio Cavazzano e Rudy Salvagnini, che è di Vicenza, che avevano realizzato per Karl Barks e che glielo fecero avere in un modo anche un po' rocambolesco, che però dopo lui fu veramente grato di aver ricevuto questo pensiero, che è un libro tutto su di lui e per lui, che poi è una cosa citata anche nel sito da Walt Disney America e che, diciamo, considerando anche che gli americani spesso sono un po' campanilisti da questo punto di vista, leggermente. Se c'è qualche personaggio che non è americano, vuol dire che proprio deve aver fatto qualcosa di buono. Sì. Deve essere molto bravo. Mi viene in mente una riflessione, non so se lei la prende come una provocazione: raccontare in un docufilm un fumettista di quella grandezza, a me sarebbe venuta così balenata l'idea, magari una parte del docufilm trasformata in fumetto, facendo parlare magari anche i paperi. Sì, però là si deve sull'animazione, allora la vediamo un attimino il crowdfunding, se magari sfora anche... È solo una questione di crowdfunding oppure non ci sta nel vostro progetto, diciamo la vostra sceneggiatura? Allora, il documentario, per chi non lo sapesse, a differenza di un film è molto più lineare come procedura, poi anche là ci sono diversi scossoni e cambi in corso d'opera. Però sicuramente il documentario nasce come un'operazione che poi dopo va via via modificandosi per forza di cose. Allora, nel caso noi avessimo anche la disponibilità di fare queste animazioni, perché non dimentichiamo che le animazioni sono qualcosa di molto laborioso, che non può fare una sola persona, che deve fare una persona, che non è Giorgio, perché Giorgio non fa animazioni, lui al massimo può fare i modelli. Poi ci sono gli animatori. È come uno stilista che disegna i vestiti, non è che li confeziona e li cuce, no, cioè ci deve essere qualcuno che sa rendere l'artigiano, ma neanche l'artigiano, il confezionista, che sa dare vita al disegno, no? Certo. E quindi anche se noi volessimo mettere un breve inserto o degli inserti di questo tipo, bisognerebbe valutare poi nell'intera economia di tutto il prodotto, nel senso economia, certo, nella logica, nel senso nell'armonia, sì, economia proprio artistica, di tutto il prodotto, vedendo tutto insieme finito, se poi effettivamente questa cosa, è come dire, quanto sale ci abbiamo messo nei maccheroni? Forse troppo. Allunghiamo con l'acqua oppure aggiungiamo se è troppo poco? No. Okay, mettiamo il giusto sale nella giusta quantità d'acqua con i giusti maccheroni, insomma. Vabbè, insomma, ho fatto l'esempio sbagliato perché il sale in realtà bisognerebbe metterlo bene subito, però diciamo che ne so, altre tipi di spezie, l'importante è avere le dosi giuste in mente di quello che si vuole fare, insomma. Ed è un lavoro difficile per me, ma penso per tutti i registi, è angosciante, perché quando tu fai il primo montaggio... Cavazzano interpreta se stesso? Cavazzano parla di se stesso, non interpreta, è lui, tutti sono lui, tutti sono loro stessi.
E questa è la forza anche del docufilm oppure anche è una scelta, può essere una scelta? La nostra scelta è quella di rendere l'intervistato il più possibile a suo agio. Perché questo? Questo almeno a me mi viene dettato soprattutto dall'esperienza, ma anche se andiamo a vedere diversi documentari. Io ultimamente mi sono fissato un po' sul documentario di Bresson, Henri Bresson, che è un fotografo francese, che è molto gradevole vedere come lui è totalmente a suo agio davanti all'intervistatore e quindi il discorso diventa una chiacchierata intima. E purtroppo io non so se l'ho messa a suo agio o meno, però deve trovarsi a suo agio perché non abbiamo più il tempo a disposizione. Continueremo a parlare di Giorgio Cavazzano, di questo La memoria nei segni, di questo docufilm, subito dopo la pubblicità, con Rocco Cosentino, un altro componente della vostra squadra. Saluto allora. Grazie a Diego Di Mattia, grazie, auguri e buon Natale. Torniamo subito dopo la pubblicità, grazie.